I tumori ginecologici rivestono molta importanza e oggi nella seconda giornata del 24esimo congresso AION si discute molto nelle sessioni. Ne parliamo con Chetta Lorusso, che è la responsabile delle terapie oncologiche e ginecologiche al Gemelli di Roma. Chetta, quali sono le novità terapeutiche per questi tipi di tumori? Stiamo vivendo un momento veramente felice nella cura delle neoplasie ginecologiche. La ricerca non è mai stata così vitale e non ha mai prodotto così rapidamente dei frutti che poi possiamo concretamente applicare alla cura delle pazienti. Penso a tutta la rivoluzione che hanno portato i PARP inibitori nella terapia del tumore ovarico, in cui oggi possiamo parlare di aumento della sopravvivenza e probabilmente almeno di una quota di pazienti potenzialmente guarite, ma penso anche all'immunoterapia che sta cambiando la faccia del tumore dell'endometrio, da sola e nei tumori legati all'instabilità dei microsatelliti o in combinazione agli inibitori delle tirosinchinasi nei tumori senza instabilità, e la stessa immunoterapia che oggi nel tumore della cervice uterina aumenta la sopravvivenza negli stati avanzati, quindi davvero un momento particolarmente importante per la cura di queste patologie. In tutti questi lavori il ruolo dell'Italia è importante. Beh, siamo in tutte le pubblicazioni, abbiamo partecipato a tutti gli studi, questo ci ha consentito di poter offrire alle nostre pazienti queste terapie ancora prima, molto prima che entrassero nel commercio e nel mercato, e quindi sì, abbiamo dato un contributo importante alla ricerca. In questo congresso si affrontano anche temi legati alla qualità di vita, oltre che dal punto di vista dell'aumento della sopravvivenza, anche la qualità della vita. Beh, oramai parliamo di tumore come malattia cronica. In una malattia cronica in cui aumentiamo la quantità di vita e quindi aumentiamo il tempo in cui la paziente convive con la malattia, sarebbe impensabile non guardare alla qualità di questo tempo aumentato, e oggi non si può parlare di uno senza tenere in considerazione l'altro, se no abbiamo sbagliato tutto. Non siamo in grado di guarire una quota significativa di donne, le facciamo vivere di più, ma se questa vita non è accompagnata da una buona qualità abbiamo completamente sbagliato l'obiettivo. Sei appena tornata da New York, dove dove si sta svolgendo il congresso mondiale di ginecologia oncologica. Quali sono le novità? Si è parlato moltissimo di PARP inibitori, si è parlato moltissimo di immunoterapia nel carcinoma della cervice uterina. C'è una novità purtroppo non felice, ma la ricerca è fatta di successi e insuccessi. Avevamo provato a combinare l'immunoterapia alla radiochemioterapia nei tumori localmente avanzati della cervice, ma purtroppo lo studio non ci ha dato i risultati che speravamo. La ricerca si fa così, è fatta di successi, è fatta di insuccessi, si accettano gli uni, si impara la lezione e si disegnano studi migliori e diversi con l'obiettivo di curare e guarire una quota delle nostre pazienti.